Ben ritrovati dalla redazione. Due coniugi sono stati soccorsi dal personale sanitario per aver inalato i fumi della combustione di un incendio divampato all'interno della loro abitazione di 2 piani in via Diaz a Trasagis. Sul posto è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Gemona con l'autopompa e l'autobotte. Al loro arrivo i pompieri hanno trovato un incendio localizzato in un locale al piano terra e hanno estinto le fiamme prima che si propagassero altrove. La coppia, tentando di spegnere il rogo, ha inalato i fumi della combustione ed è stata quindi affidata alle cure del personale sanitario. Pochi minuti dopo le 13 di ieri, 118 vigili del fuoco sono intervenuti lungo la strada costiera a Trieste per un cittadino di nazionalità rumena nato nel 1968 e rimasto vittima di un'ustione al volto. La persona è stata soccorsa dai sanitari intervenuti con automedica e ambulanza. Le sue condizioni non sono gravi. Hanno debuttato in Friuli Venezia Giulia i saldi di fine stagione, complice la giornata di sole. Ieri, fin dalle prime ore del mattino, a Trieste è partita la caccia all'affare. Tanti i triestini confluiti lungo le vie del centro, pronti a valutare la migliore offerta. Tanti anche i turisti, diversi gli stranieri che in visita alla città possono approfittare dei ribassi. Come da cronoprogramma, il 7 gennaio gli alunni del liceo Petrarca possono tornare nella succursale di via Tigor 22 a Trieste dopo il crollo di parte dell'intonaco in un'aula nei giorni scorsi. Ha infatti dato esito positivo la verifica di tutto l'edificio, come confermato dall'ingegnere dopo la specifica richiesta dei vigili del fuoco. Aule, servizi igienici e parti comuni sono stati posti in sicurezza, in molti casi realizzando nuovi controsoffitti con materiali di alta qualità. I lavori sono stati eseguiti nel rispetto dei tempi. L'esito di un sopralluogo effettuato da funzionari tecnici dell'EDR di Trieste con i rappresentanti del liceo Petrarca e della ditta appaltatrice. Uno sguardo al tempo: oggi giornata umida piuttosto fredda con cielo da nuvoloso coperto dalla costa alle Prealpi. In giornata piogge in genere deboli sulle zone orientali di pianura e coste e sul Carso con possibili foschie. Possibile qualche debole nevicata sulle Prealpi Giulie, nelle valli del Natisone e sul Carso, inizialmente oltre i 300-400 metri, poi a quote un po' più elevate, con possibile formazione anche di ghiaccio al suolo. Sui settori più interni e in quota della zona montana, tempo migliore con cielo variabile. Temperature minime in pianura fra -2 e +2, le massime fra 4 e 6 gradi, sulla costa minime fra 2 e 5, le massime fra 5 e 8 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione. Grazie per averci seguito, a più tardi.